La Scendiera Tisser Trapani è un'associazione che opera nel territorio da 10 anni, ha proprio come obiettivo quello di valorizzare i prodotti della cultura siciliana, in maniera particolare tutto quello che fa parte della tradizione siciliana. Tra questi abbiamo anche il pesce povero, che è un pesce che ha determinate caratteristiche nelle nostre tavole. La caratteristica della Scendiera Tisser è proprio quella di mettere il prodotto, in questo caso il pesce azzurro, il pesce povero, in un contesto di un menù dove le caratteristiche sono quelle di curare sia l'aspetto nutrizionale sia l'aspetto del gusto, valorizzandone tutti gli aspetti, quindi dall'antipasto fino ad arrivare al piatto principale, che in questo caso è un secondo piatto. E la caratteristica della Scendiera Tisser Trapani è quella proprio di fare rete con le associazioni del territorio che hanno proprio la stessa missione, valorizzare l'enogastronomia siciliana. Oggi l'organizzazione produttori Trapani e Isole Egadi ci hanno portato del meraviglioso sgombro. Abbiamo pensato di proporlo in un modo non tradizionale, ma con un po' di creatività in cucina, per fare dei piatti che possono accompagnare delle cene gourmet o qualche momento particolare. Abbiamo con noi Paolo Austero, chef di grande esperienza con questo tipo di cucina. Paolo, cosa oggi ci faremo oggi? un qualcosa di rivisitato attraverso intanto una panella liquida, poi andrò a fare uno sgombrio, quindi in olio cottura. Perché in olio cottura? Perché andrò a fare una falsa frittura. Andrò a mantenere, grazie anche alla tecnologia, quindi alle piastre e a induzioni, dell'olio extravergine d'oliva prettamente di bianco lilla a 60 gradi, massimo 61 gradi, quindi andrò a cuocere all'incirca 1 minuto e 45, massimo 2 minuti, i nostri filetti di sgombro che già mi sono portato avanti e ho precedentemente sfilettato. Dopodiché andrò a appoggiarli su questa panella liquida e su proprio una verdurina di campagna biologica, quindi delle bietoline rosse, un po' di carota, proprio li andrò a giocare sui colori, e dei pomodori secchi biologici, e quindi il piatto è pronto. Dico, sono pochi passaggi ma molto sostanziali e io vado subito all'esecuzione. Quindi andrò subito a cuocere il mio sgombro. In olio cottura. Quindi 60 gradi per 1 minuto e mezzo circa. Perché 60 gradi? Per evitare giustamente che l'olio extravergine possa superare quello che è il punto di fumo. Poi andrò subito a utilizzare sempre un olio extravergine della casa per spadellare le mie verdurine di campagna, che assolutamente non andrò a bollirle per evitare che possano perdere la loro clorofilla o comunque le loro proprietà. Quindi vado a leggermente stufarle in padella con un po' di, come dicevo, un po' di olio, un po' di sale. Andrò a utilizzare dell'aglio rosso di Nubia. Prenderò proprio le puntarelle più tenere che andranno a poi darmi quella che è la colorazione del piatto, quindi la cromatura, ma anche la parte proprio vegetale. Dopodiché mi porto avanti, andrò a tagliarmi i miei pomodori secchi a striscioline, che mi serviranno anche per dare quel tocco di sapidità al piatto. Le mie bietoline rosse sono quasi pronte, lasciandoli integre nella loro naturale colorazione e proprio con quel sapore proprio vegetale. 1 minuto e sono pronte. Il nostro sgombro quasi, come dicevo poc'anzi, più o meno 2 minuti, è passato 1 minuto, un altro minuto di cottura ed è pronto. Poi andrò
alla mia successiva preparazione, che sarà la panella liquida. Quindi ho ammollato ieri giustamente i miei ceci biologici, li ho cotti, adesso li andrò a versare nel mio beker, e quindi con tutta l'acqua di cottura. Panella liquida, quindi perfetto. Benissimo, la nostra panella liquida è pure pronta, le nostre verdurine sono pronte, quindi il nostro sgombro 30 secondi ed è pure pronto, e andiamo adesso a mettere un po' di cartapane per scolare e far togliere l'olio in eccesso al nostro sgombretto, e poi andiamo direttamente all'impiattamento. Come potete ben vedere, il nostro sgombro, con questa sua falsa frittura, ma esattamente il termine è olio cottura, a questa temperatura l'olio non trasferisce, o per meglio dire, trasferisce il 10% dei sapori, in quanto a 60 gradi mantiene tutto quello che è integro, le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. Perfetto, ci possiamo preparare all'impiattamento. Ovviamente precedentemente avevo preparato un piatto per la presentazione, quindi abbiamo detto panella liquida, giusto? Andrò a la nostra verdurina, quindi vado a creare un nido con la nostra verdurina di campagna. Perfetto. Vado a creare con il nostro pesce lo sgombro così al naturale. Perfetto. Un po' di rosmarino proprio per dare quel tocco che possa essere proprio corposo al nostro filetto. Poi il nostro sale di Trapani, quindi lasciato proprio così nudo e crudo, perché non ho messo nessun condimento all'inizio. Poi olio extravergine d'oliva che andrà a accompagnare il nostro pesce. Per finire, per dare la sapidità, come dicevo poc'anzi, qualche strisciolina di pomodoro secco. Ok, benissimo. E poi avevo pelato precedentemente una carota biologica dove andrò a creare delle piccole spirali e andrò a finire poi con una cialda croccante proprio prodotta con dei grani antichi. In questo caso ho utilizzato un blend di farina di Maiorca e farina di Russello, che andranno a dare croccantezza al piatto. E a questo punto buon pescato siciliano, buon appetito. Giuseppe, tutto? Abbiamo finito.
Gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali per il nostro organismo. Essenziale significa appunto che non riusciamo a produrlo autonomamente, ma deve essere introdotto attraverso la dieta. Hanno molteplici attività sul nostro organismo, in particolare fondamentale è l'attività cardiovascolare e cardioprotettiva, proprio perché gli omega 3 consentono di ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo, ovvero l'LDL, e aumentare invece l'HDL. In genere hanno anche attività ipotensiva e antiaggregante, quindi vanno a inibire la possibilità di andare incontro ad ictus e infarti, e in generale agiscono in maniera positiva su tutto il sistema cardiovascolare. Hanno anche attività antinfiammatoria perché aiutano a combattere patologie come il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, e hanno anche degli effetti positivi per combattere l'osteoartrosi, proprio perché vanno a inibire la degradazione progressiva della cartilagine a livello articolare. Hanno anche un'attività neuroprotettiva perché aiutano a prevenire patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, come l'aterosclerosi, e in generale intervengono anche nella formazione del tessuto nervoso a livello fetale, quindi è importante che anche le gestanti vadano a tenere sotto controllo questi livelli ed eventualmente integrare sia con l'alimentazione che con integratori appropriati. Hanno anche un'attività sullo sviluppo del sistema visivo, quindi vanno a mantenere anche la rete capillare oculare e quindi la salute della retina. In generale vanno anche a proteggere la salute di capelli, unghia e cute, quindi mantengono anche la pelle ben idratata e giovane. Oggi i nostri pescatori della OP di Trapani e delle isole Egadi ci hanno portato delle sarde. La sarda è un pesce veramente interessante che puoi mangiare fresco, puoi conservare sotto sale, quindi un pesce molto versatile. Voglio ricordare, perché questa cosa per me è molto importante, la sostenibilità di questa pesca che fanno questi pescatori, nel rispetto del mare e della riserva. E allora, come prepariamo questo piatto? Allora, anche questo è un piatto molto legato alla tradizione della nostra terra. Questa che proporremo oggi è un primo piatto ed è la cosiddetta pasta alla paolina, o anche conosciuta come pasta alla palina, che si fa con le sarde. In questo caso noi abbiamo delle sarde fresche, ma come hai detto tu, siccome le sarde si possono anche conservare, si possono utilizzare anche le sarde sott'olio e quindi anche farle quando non troviamo le sarde fresche. Quindi vediamo qui tutti i nostri ingredienti principali, appunto le sarde, l'aglio rosso di Nubia e lo scalogno, l'uva passa e i pinoli, il passato di pomodoro che possiamo anche sostituire con il concentrato, le sarde salate, il broccoletto e la nostra pasta. Quindi iniziamo con il nostro soffritto, che sarà fatto a base di aglio rosso di Nubia e di un po' di scalogno, che andremo a tritare insieme. Io faccio partire l'olio. Così lo scaldiamo per bene. Olio extravergine d'oliva, sempre della nostra Trapani. L'aglio e lo scalogno li andiamo a mettere nella padella per farli rosolare. Ma diciamo una curiosità su questo piatto: in questa ricetta nasce all'interno del convento di San Francesco di Paola a Palermo, quindi i frati paolini che hanno inventato questa ricetta perché loro non potevano mangiare carne, anche perché era molto costosa la carne, e quindi cercavano di realizzare queste ricette col pesce, e il buon frate, avendo le sarde, decise di fare questa pasta unendo quindi il pesce a diciamo i prodotti della terra, in questo caso il nostro cavolo.
Il cavolo va fatto sbollentare un po' in acqua e sale, in modo che si accorci poi il tempo di cottura in padella con le nostre sarde, anche perché non dobbiamo farle cuocere eccessivamente, in modo da mantenerle tutte le loro proprietà. Aggiungiamo al nostro soffritto anche un pezzettino di sarda salata, che gli va a dare una sapidità maggiore al nostro piatto, che scioglieremo nell'olio della nostra base. Andiamo a mettere le nostre sarde. Una cercheremo di lasciarla intera, la facciamo rosolare. Dopodiché, una volta rosolata, la andremo a uscire dal sugo per poi utilizzarla come decorazione per il piatto. Aggiungiamo un po' di prezzemolo. Aggiungiamo il nostro broccoletto. Comincia a preparare la pasta? Sì, cominciamo a preparare la pasta. Aggiungiamo un pizzico di cannella. L'uva passa ai pinoli. La nostra passata di pomodoro o il concentrato, come preferite, in base anche a quello che avete disponibile. Un goccino d'acqua e lasciamo cuocere circa un quarto d'ora. La pasta è pronta. Eccoci qua. Adesso aggiungiamo un pizzico di pepe e un pizzico di sale. E andiamo ad amalgamare la nostra pasta con il nostro sugo. Allora andiamo a impiattare. Aggiungiamo i nostri filetti di sarda che prima avevamo lasciato nel piatto, ed ecco qua, il nostro piatto è pronto. Questo è un piatto che si può realizzare insomma con un basso costo, perché come abbiamo detto partiamo da una materia prima che comunque ha un costo abbastanza irrisorio, quindi qui siamo intorno a 1,20 € a piatto. Quindi un ottimo piatto. Quindi sostenibile Sostenibile due in tutti i volte. sensi, quindi sia per come vengono trattate le materie prime che appunto per il costo in sé del piatto. Quindi buon pescato siciliano. Buon appetito.